lo rincorre con una mannaia, 50enne arrestato dai carabinieri di San Donà di Piave per tentato omicidio. Nel mirino dell'aggressore un conoscente con il quale aveva litigato per un debito. Clamorosa contestazione al presidente Luca Zaia oggi a Palazzo Balbi. Durante il punto stampa l'opposizione ha fatto un blitz lamentando la sua assenza per l'ultima seduta del Consiglio regionale. Siamo venuti a prenderti. Mentre continua la mobilitazione degli orchestrali e la polemica politica, il caso della contestata nomina di Beatrice Venezzi finisce sulle pagine del New York Times. La comunità islamica mestrina alza la voce. Per la preghiera del venerdì servono più controlli e misure di sicurezza più rigide. La richiesta scaturita dopo i pesanti insulti di una residente. Una decina di piccole imbarcazioni sono salpate nel pomeriggio dal centro storico di Venezia raggiungendo il porto di Marghera contro una nave diretta ad Israele. Ieri sera i fuochi di Neuseeland hanno illuminato la serata dedicata al patrono della città San Michele, chiudendo di fatto le 12 giornate del divertimento in città in occasione della terza edizione dell'evento. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Questi dunque i titoli di stasera. Allora veniamo alla nostra notizia d'apertura con quanto accaduto a San Donà di Piave, dove si sono vissuti attimi di vero e proprio terrore. Una lite per un debito sfocia in un tentato omicidio, tragedia sfiorata, 50enne arrestato. Prima ha travolto il ciclista con l'auto schiacciandolo letteralmente contro la vetrina di questo negozio Lady Nails, mandata in frantumi. Poi lo ha rincorso brandendo una mannaia da macellaio nascosta nel bagagliaio, con il ciclista che, sebbene sanguinante, ferito, sotto shock ma lucido, è riuscito a fuggire per un soffio e a chiedere aiuto chiamando il 112. Il tentato omicidio all'1 nella notte tra giovedì e venerdì scorso a San Donà di Piave, lungo la centralissima via Ancillotto, a 2 passi dal Duomo. Qui, grazie alle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno fermato subito dopo l'episodio di inaudita feroce violenza l'aggressore, un 50enne tunisino. Aveva nascosto in alcune siepi l'arma con 2 coltelli e un cacciavite, tutti sequestrati. Il 50enne ora in carcere dopo l'udienza di convalida. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri che è presente, assidua, presidia il territorio, la nostra polizia locale. La scena da arancia meccanica per vecchie beghe personali, soldi non restituiti e la gelosia per una donna, è consumatasi nella stessa via dove il 14 giugno scorso un 17enne aveva dato fuoco ad un'attività di distributori automatici, distruggendola alle 4 del mattino con una bomba Molotov. 2 fatti abbastanza gravi che non sottovalutiamo, ma 2 episodi isolati, tutti brillantemente risolti nell'arco di pochi giorni dalle forze dell'ordine. Vecchie ferite personali dunque che covavano dentro l'animo del tunisino 50enne da tempo e che sono esplose nel modo più violento. L'appello del sindaco affinché la comunità torni a riappropriarsi dei propri spazi pubblici, anche andando alla sera a teatro, al cinema, presidiando così le strade con la cultura e la socialità. È indispensabile che i cittadini abbiano la volontà e la voglia di uscire di sera e di non lasciare aree abbandonate a se stesse che diventano poi rifugio di malintenzionati e di persone poco raccomandabili. Clima tesissimo a Palazzo Balbi, dove il presidente Zaia è stato pesantemente contestato dai consiglieri d'opposizione. Altre domande? Prego. Se devo fare sceneggiato. Sì, no, ci eravamo preoccupati che avesse trovato traffico dal Balbi a Palazzo Ferrofini. Noi siamo in consiglio regionale, non so se lo ricorda quell'aula. Oggi è l'ultimo consiglio della legislatura, dobbiamo approvare l'esercizio provvisorio. A fine settembre le abbiamo chiesto di essere presenti a questa discussione e lei non solo neanche questa volta, come altre 180 volte su 200, non era presente. Rispetto per i veneti, rispetto per i 5 milioni di veneti dov'è? Non ci lancio i 12esimi dopo 20 anni, il rispetto dei veneti dov'è? Ho giocato un filino. Con un autentico raid, i consiglieri regionali di opposizione irrompono a Palazzo Balbi. Zaia sta presentando un finanziamento a dei palazzetti del ghiaccio esattamente in contemporanea alla seduta del Consiglio regionale che metterà il Veneto in esercizio provvisorio di bilancio, una modalità che limiterà le capacità di spesa per i prossimi mesi. Se il Presidente non si presenta in aula neanche in questo caso, dicono i consiglieri di opposizione, andiamo noi da lui. Il clima è incandescente.
Sta facendo una conferenza stampa su uno stanziamento di 18 mesi che abbiamo approvato col bilancio di previsione, 18 milioni, di 8 mesi fa. Non c'è nessuna novità o urgenza. Se si va a votare il 23 e 24 di novembre, mi volete spiegare come si fa a votare il bilancio prima delle elezioni? Si poteva votare il 27 settembre, come 5 anni fa, facevamo un bilancio. Ha deciso lei di votare a fine novembre. È lei che ha detto la data. Ho deciso io di votare. Serve questa responsabilità. I consiglieri di opposizione invitano ripetutamente Zaia ad andare con loro in Consiglio regionale, offrendogli un passaggio sul motoscafo che hanno utilizzato per arrivare. Se lei stamattina era in Consiglio regionale, noi non avremmo disturbato nessuno. Pensa che prendi il mio stesso stipendio, Zanoni. Infatti eravamo in Consiglio. Ma scusa Chioggia, avete Siamo Montanariello, Presidente, non Chioggia. La prima volta ho fatto in una. Secondo, se mettete avanti sembra essere Ciosotto, io ti ho chiamato Chioggia. Scusi consigliere Montanariello, la sceneggiata oggi l'hai fatta, anzi l'ha fatta, ti do anche del lei. Comunque se si scusa di venire noi l'aspettiamo là. Te l'ho già risposto, la terza volta mi incazzo. Va bene? Te l'ho già detto. Si incazza di cosa? Ma si incazza di cosa? Noi siamo già Penso che la sceneggiata sia sufficiente. Questa volta si incazza, cosa vuol dire? Mi spieghi? Siamo noi che siamo infatti. Alla fine ognuno rimane sulle proprie posizioni, in un incontro che ha scavato un ulteriore solco tra due visioni politiche diametralmente opposte. Zaia resta a Palazzo Balbi, mentre i consiglieri riprendono il motoscafo per Palazzo Ferrofini. Consigliere Montanariello, grazie. Consigliere Camani, buongiorno. Grazie. Scusate, ma devo andare avanti, abbiamo degli ospiti che sono bravi, fate bene. Buongiorno Mazzolo. Insomma, il clima politico è sempre più teso tra opposizione e maggioranza. Perché oggi siete andati da Zaia a Palazzo Balbi? Ma oggi all'ordine del giorno del Consiglio regionale c'era l'esercizio provvisorio di bilancio che vincola i primi mesi del prossimo anno a delle spese in dodicesimi, quindi mette molta rigidità nell'utilizzo dei fondi regionali. Questa è una decisione importante e la responsabilità politica di questa scelta è di Luca Zaia. Discuterlo in Consiglio ci sembrava la cosa più logica e più rispettosa dei cittadini del Veneto. Non averlo visto in aula per noi è stata una sorpresa. Non sono soddisfatti delle risposte ricevute i consiglieri regionali di opposizione che per esortare la partecipazione del presidente Zaia all'ultima seduta del Consiglio regionale, quella che mette in esercizio di bilancio provvisorio il Veneto limitandone le capacità di spesa per i prossimi mesi, hanno deciso di andarlo letteralmente a prendere a Palazzo Balbi. Mentre noi siamo in aula a discutere i provvedimenti che impattano direttamente sulla vita delle venete e dei veneti, lui convoca la conferenza stampa a Palazzo Balbi, argomento vario ed eventuali. Oggi toccava ai palazzetti del ghiaccio, dell'hockey e di altri sport invernali, può esserci anche la sagra di paese, può esserci anche una discussione libera con i giornali, che è tutto legittimo, ma il fatto che lui per 5 anni lo abbia fatto scientificamente in contemporanea al Consiglio regionale è davvero una mancanza di rispetto, non dei consiglieri di minoranza, ma del Consiglio regionale tutto. Nel corso del raid a Palazzo Balbi e dell'animato scambio di battute che ne è seguito, i consiglieri di opposizione hanno ripetutamente invitato Zaia a salire in motoscafo con loro per andare in Consiglio regionale. Con l'invito che ha ricevuto a unirsi ai consiglieri e andare in Consiglio regionale, perché ha risposto no? Ma ho risposto chiaramente perché chiedere la presenza del Presidente da giorni dicendo che questa amministrazione è irresponsabile perché manda la Regione in esercizio provvisorio vuol dire raccontare una non verità, per non dire altre robe, perché l'esercizio provvisorio lo devi attuare perché non ci sono i tempi per approvare un bilancio e non lo dico solo io, lo dice il collega del PD della Campania e il collega del PD della Puglia che hanno lo stesso problema. Il bilancio non si riesce ad approvare prima di metà dicembre, perché quelli sono le date. Le opposizioni sono invece dell'avviso che le elezioni si sarebbero potute convocare prima per dare modo alla nuova amministrazione di fare un proprio bilancio, oppure ancora votare un bilancio provvisorio sul quale poi la maggioranza uscita dal voto del 23 e 24 novembre avrebbe potuto operare degli assestamenti. In ogni caso per le opposizioni si tratta di una scelta politica che andava discussa e motivata in aula, dove però, dicono, in questi anni Zaia si è visto poco. Zaia ha una percentuale di presenza in Consiglio regionale del 6%, molto al di sotto della media dei suoi colleghi delle altre regioni che sono oltre il 50% e una percentuale di votazioni ancora più inferiore dello 0, quindi insomma è un voto del tutto insufficiente. Tra l'altro sappiamo che si vuole candidare a consigliere regionale, speriamo che magari con la prossima legislatura possa essere più presente.
Finisce sulle pagine del New York Times la vicenda di Beatrice Venezzi, la direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia. La protesta, simbolo della tensione, sta suscitando dunque anche il dibattito internazionale, mettendo sotto i riflettori le modalità della nomina e il futuro artistico del teatro. Domani sera, al Festival delle Idee di Mestre, dovrebbe esserci la prima uscita pubblica di Beatrice Venezzi dopo la nomina alla Fenice. I sindacati hanno annunciato che non ci saranno contestazioni. La comunità islamica mestrina alza la voce per la preghiera del venerdì, dice servono più controlli e misure di sicurezza più rigide. Clima di tensione a Mestre, torna alla moschea all'aperto al Parco Piraghetto. Dopo gli insulti di una residente, la comunità musulmana bengalese chiede garanzie sulla sicurezza del momento più delicato, la preghiera del venerdì, con migliaia di fedeli presenti. Il portavoce Prince Aulader ricorda che in passato la polizia ha sempre presidiato quando necessario, ma l'assenza almeno visibile in divisa dell'ultimo venerdì ha riacceso le paure. Il discorso della pubblica sicurezza lo decide il questore e il prefetto, quindi se loro ritengono che comunque c'è una situazione, un clima abbastanza tranquillo, non fanno il presidio, ma solitamente passa qualche macchina in borghese, vedono un po' la situazione e lo tengono sotto controllo da lontano, quindi non ci sono problemi di sicurezza, anzi io qua ho organizzato diversi eventi con 5, 6, 7 mila persone e non ci sono mai stati forze dell'ordine che hanno presidiato, perché avevamo comunque uno staff, comunque una gestione della sicurezza interna, quindi non abbiamo mai avuto necessità. I suggerimenti per le prossime Jamua, cioè le preghiere del venerdì in arabo. Di trovare un posto temporaneo anche un po' fuori dalla città e di trovare un accordo con i comuni e con le forze dell'ordine. Loro stanno muovendo in quel senso, quindi se avranno bisogno di una mano io sono a disposizione della comunità, sia quella italiana che quella bengalese. Una decina di piccole imbarcazioni sono salpate nel pomeriggio dal centro storico di Venezia, raggiungendo il porto di Marghera per un'azione dimostrativa contro la partenza di una nave cargo che è ormeggiata presso lo scalo lagunare. Le piccole imbarcazioni sono guardate a vista dalle forze dell'ordine con mezzi navali e moto d'acqua. A bordo una trentina di persone che issano bandiere palestinesi e hanno acceso qualche fumogeno colorato. L'azione dimostrativa era stata annunciata stamani dai centri sociali del nord-est con la partenza del nattante che a loro dire trasporterebbe merci destinate ad Israele. Voltiamo pagina e vediamo la serata conclusiva dei fuochi alla sagra per la serata di San Michele. Lo spettacolo pirotecnico in onore di San Michele, patrono di Mestre, ha illuminato per una ventina di minuti la notte della città con scie luminose e giochi di colore, salutando la chiusura di Mestreland, il parco divertimenti che per 12 giorni ha animato l'area dell'ex mercato ortofrutticolo di Via Torino. La terza edizione, nonostante qualche giornata segnata dal maltempo, ha comunque confermato il numero dei visitatori dell'anno precedente. Oltre 70.000 visitatori lungo i 60.000 metri quadri del parco e le oltre 70 attrazioni, tra concerti, l'ultimo quello di Battistococco prima del gran finale e poi le proposte culinarie, gli spettacoli, i live, le animazioni per bambini, il Jurassic Mestre Park, l'area tematica dedicata ai dinosauri. Mestreland, iniziativa capace di unire divertimento, cultura e socialità, è divenuta punto di riferimento per l'intera città e per il territorio tutto, anche da fuori Veneto, organizzata dall'associazione Eventi 2000 in collaborazione con Vela SPA nel programma delle città in festa del Comune di Venezia. È davvero tutto, vi lascio la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona serata.